Oggi spaghetti alla zingara, olio extravergine d'oliva, aglio facciamo soffriggere e poi aggiungiamo alici sott'olio. Facciamole sciogliere e aggiungiamo olive bianche, olive nere, capperi dissalati. Facciamo insaporire un paio di minuti e aggiungiamo i pomodorini. A metà cottura dei pomodorini aggiungiamo il filetto di tonno. Facciamo insaporire per qualche minuto e aggiungiamo la pelata che abbiamo schiacciato con le nostre manine precedentemente. Aggiustiamo di sale, peperoncino e continuiamo la cottura per altri 10-15 minuti. A cottura pronta spegniamo la fiamma e aggiungiamo il basilico. Facciamo una bella mescolata. Pasta pronta, aggiungiamo i nostri spaghetti, mescolata, un mestolo di acqua di cottura e saltiamo e mescoliamo finché non facciamo amalgamare bene tutto. E bire che magna. E lasciate che vi dico una cosa, ci sono persone che per fare questi piatti si fanno chiamare chef. Io non sono uno chef, sono semplicemente una persona che ama cucinare e lo fa con tanto amore e tanta passione. Detto questo, buon appetito a tutti.